Eccoci qua, miei cari amici, un mio cordiale buona settimana dal sottoscritto e da tutto lo staff tecnico di questo canale YouTube. Questo è l'oroscopo della settimana che va dal 28 settembre al 4 di ottobre 2020 che ho preparato per voi già pronto questa settimana, quindi ho avuto tempo disponibile per prepararlo accuratamente ed eccovi qua per quanto riguarda segno per segno il vostro oroscopo. Però prima di iniziare vi volevo sempre ricordare, io non voglio essere ripetente, però è giusto ricordarlo a tutti coloro che hanno dei seri problemi che riguardano i sentimenti, nel senso che se avete avuto una storia di anni e anni e poi magari il vostro uomo, la vostra donna è andata via con un altro, io sarò in grado di portarlo a voi, quindi posso intervenire per effettuare un ritorno d'amore con un legamento d'amore nel modo definitivo. Ok, quindi qui sotto al video trovate dei link dei miei forum e lì trovate tutte le recensioni delle persone che hanno avuto riscontri positivi ed tutte le testimonianze delle persone che hanno avuto risultati positivi da questi miei interventi di ritualistica. È giusto ricordare a voi che io esercito dal 1979, quindi sono oltre 40 anni che io esercito in questa professione. Quindi sono custode di ritualistica, di antica ritualistica, perché tra parentesi sono anche un ricercatore di antica magia, se la vogliamo chiamare così, e sono custode appunto di potentissimi rituali per far tornare un amore o per legare a voi la persona giusta, per non farla andare con altre donne o con altri uomini. Quando ve ne accorgete che quella vostra donna o il vostro uomo si sta raffreddando, si sta pian piano allontanando da voi, intervenite subito prima che sia poi troppo tardi, perché poi non è più possibile intervenire. Ok? Detto questo, andiamo con l'oroscopo della settimana che va dal 28 settembre al 4 di ottobre 2020. La settimana che va dal 28 di settembre al 4 di ottobre porterà alcune importanti novità per molti segni dello zodiaco. Le stelle infatti ci dicono che molti segni zodiacali vivranno un periodo interessante di cambiamenti ma pure di belle emozioni. Tanti altri segni dovranno lottare un po' per godersi una settimana tranquilla in amore e sul lavoro. Partiamo subito a capirne qualcosa in più con i segni di acqua. Per loro sarà una settimana piuttosto equilibrata, avranno modo di riflettere molto su determinate questioni che riguardano la relazione sentimentale o l'aspetto professionale. Segni di fuoco non riusciranno a trascorrere tutti dei giorni sereni, perché l'umore di questa nuova settimana a cavallo con ottobre non sarà sempre in alto. L'oroscopo dei segni di terra ci dice poi che potrebbero esserci delle novità piuttosto interessanti. In questi momenti, in questo periodo, in effetti, non mancheranno delle buone intuizioni. Bisognerà giocarsi bene tutte le carte. Per quanto riguarda i segni d'aria, infine questa sarà una settimana leggera, seppur con leggera al fianco del proprio partner. C'è chi avrà finalmente delle
grandi soddisfazioni di tipo professionale con dei segni e dei sogni non più così lontani, con dei risultati raggiunti e positivi, attenzione. E chi poi dovrà impegnarsi realmente per ottenere gratificazione sia in amore che sul posto di lavoro bisognerà, senza ombra di dubbio, non prendere l'entusiasmo o meglio non perdere l'entusiasmo e concentrare tutte le energie positive. Proviamo a scoprire però qualche dettaglio in più riguardo a che cosa dicono le stelle della settimana che va dal 28 settembre a 4 di ottobre. Solo così capiremo come sarà l'oroscopo segno per segno e come andrà questo periodo dell'anno in amore e in salute. Ecco le previsioni dell'oroscopo della settimana che va dal 28 di settembre al 4 di ottobre 2020, segno per segno. Iniziamo con il segno dell'Ariete. Ariete, amore. Questa sarà una settimana abbastanza tranquilla dal punto di vista sentimentale, meno male. Non ci saranno grosse novità o passi avanti nel rapporto col partner. Se volete mantenere un certo equilibrio con la vostra dolce metà, dovrete comunque fare attenzione ad alcuni aspetti. Per esempio, evitare di portare i problemi del lavoro a casa o diventeranno problemi di coppia. Ok? Rilassatevi, cercate di mettere il lavoro da parte e l'amore da un'altra parte. Lavoro, lo abbiamo già anticipato, ci saranno alcuni disagi sul fronte professionale. Occhi aperti agli istinti e alla confusione generale che potrebbe farvi compagnia in questi giorni. Ok? Quindi mi raccomando, datevi una regolata e cercate di essere un po' più incisivi sulle vostre cose da fare. Il segno del Toro, amore. In questi giorni non avrete grandi energie, per cui pochissima voglia di fare. Per fortuna, se siete impegnati in una relazione d'amore, le cose non andranno totalmente in questo modo. Con il partner sarete abbastanza professionali e dolci e lui apprezzerà sicuramente. Potrete decidere di organizzare anche alcune giornate speciali insieme per sentirvi meglio. Quindi giustamente per avere bisogna dare, quindi dovete dare per avere. Non dovete inciampare, come si usa dire, nella normalità, dire quello è roba mia, io sono il padrone, come va, ormai è mia. No, bisogna alimentare il discorso sentimentale, ok? Sul lavoro è qui che la voglia di mettere in pratica le energie di questa settimana sarà decisamente assente. Non avrete alcuna intenzione di mettervi d'impegno, ma senz'altro non sarà una scelta troppo corretta. Ok? E andiamo con il segno dei Gemelli. Amore. In questa settimana vi darete particolarmente da fare per sentirvi liberi e godervi un po' quello che vi piace. Saranno giorni piuttosto divertenti per voi che sentirete la necessità di godervi ogni momento con spensieratezza. Fate bene. Molto bene se siete single, perché se uscirete di più sarà senza dubbio più facile conoscere una nuova persona che potrebbe diventare speciale per voi.
Nel campo lavorativo per i gemelli, tutta questa voglia di fare festa e non eseguire troppe regole senz'altro non può essere accettata sul posto di lavoro. A livello professionale dovrete comunque continuare ad essere delle persone serie se volete ottenere dei buoni risultati. Il segno del Cancro, amore. Questa per voi sarà una settimana intensa e ricca di pensieri. Deciderete di fare chiarezza soprattutto su voi stessi, su quello che provate e su quello che vorreste rispetto alla relazione di coppia. Sarete dunque decisamente riflessivi. Ragionerete a dovere e questo vi aiuterà a comprendere cosa è più giusto fare e cosa è meglio lasciar perdere. Ottima intuizione. Sul campo lavorativo, pure sul posto di lavoro si farà sentire la vostra necessità di ragionare su ogni dettaglio. Forse c'è qualche progetto o compito che vi preoccupa un po', è per questo che avrete bisogno di riflettere bene. Quindi badate bene, pensate cosa è giusto fare e cosa non è giusto fare, così anche sul lavoro. Il Leone, amore. Questi giorni saranno abbastanza stabili per chi ha il cuore impegnato, ma pure per i single. Poco le novità all'interno di un rapporto di coppia o in una nuova conoscenza questa settimana. È però certo che questa settimana starete attenti a qualsiasi cosa, guarderete ad ogni piccolo dettaglio. Dovrete fare attenzione a non esagerare troppo con questo atteggiamento, perché poi a lungo andare darà fastidio. Lavoro. Sul lavoro ottimo le stelle, potrebbero arrivare delle buone novità. Qualche progetto potrebbe finalmente portare dei risultati e dei buoni frutti. Avrete voglia di agire con una certa fretta, fare dei passi con una certa calma non farà per voi, però vi ci dovete anche un po' abituare, perché si dice che chi va di fretta, la gatta che va di fretta fa poi i figli ciechi. detto campano. Allora, Vergine, amore, se non avete trovato ancora la persona giusta per voi, potrete approfittare di questa settimana per fare nuove e interessanti conoscenze. Quindi questa settimana ci saranno ottime conoscenze per voi, ottimi incontri positivi e nuovi. I nuovi incontri di questi giorni potrebbero diventare dei rapporti importantissimi. I feeling speciali non saranno da ignorare o addirittura da sottovalutare. Pochi cambiamenti per chi invece vive una storia d'amore già da tempo. Nel campo lavorativo, per quanto riguarda il segno della Vergine, in questa settimana sul lavoro saranno dei giorni di ritudine, niente di speciale, ma in fondo meglio così che peggio, è chiaro. Dovrete continuare a impegnarvi molto e per ottenere delle soddisfazioni importanti. Quindi voi del segno della Vergine, diciamo che sarà una settimana intensa di pensieri. Il segno della Bilancia. Allora, Bilancia in amore. Settimana equilibrata per l'amore. Non ci sarà bisogno di illudersi con dei passi importanti da parte del partner, perché saranno giorni tranquilli. Difficilmente sarà questa la settimana della svolta in un rapporto di coppia, ma mai dire mai.
Questo dipenderà solo da voi e da quello che provate. Viceversa, per la vostra dolce metà dovete un pochettino impegnarvi di più per farvi valere. Ha bisogno delle vostre coccole. Sul campo lavorativo invece dovrete fare attenzione a qualche ostacolo, ma pure al portafoglio, mi raccomando. Dovreste evitare di spendere le entrate economiche, infatti diciamo è un periodo un po' delicato ed è inutile spendere per futili motivi, anche se la tentazione non vi mancherà. E andiamo col segno dello Scorpione. Amore. Se state affrontando un periodo un po' complicato all'interno della relazione sentimentale, questo è il periodo giusto per chiarire. Sarete bravi a trovare delle soluzioni che vadano bene sia per voi che per il vostro partner. Dovrete riflettere bene, ma alla fine non vi risulterà troppo difficile. Finalmente recupererete complicità ed molto equilibrio. Sul campo lavorativo invece davvero interessanti le idee che avrete in questi giorni. Siete pieni di idee in questi giorni, pieni di pensieri e pieni di cose belle da fare, da strafare. Forse sarà il caso di mettere in pratica tutte queste intuizioni così particolari. Magari presto potrebbero arrivare dei risultati positivi. Auguri. E andiamo con il Sagittario. Il segno del Sagittario. In questa settimana non dovrebbero esserci dei grandi problemi per i rapporti amorosi. Quel che è certo è che sarete un po' preoccupati su altri fronti e portare dei disagi a casa potrebbero avere le sue conseguenze. Quindi dovreste cercare di dimenticarvi di quello che non va bene e che non riguarda la relazione quando vi trovate insieme al partner. Sul campo lavorativo invece saranno giorni intensi in cui potreste avere dei piccoli problemi sul lavoro, ma soprattutto dei disagi di tipo economico. La gestione delle spese e investimenti dovrà essere fatta con cura e precisione, o potreste finire seriamente nei guai. Il segno del Capricorno. Amore, attenzione all'umore che avrete in questa settimana. Tra settembre e ottobre diciamo che si romperanno un po' gli equilibri, forse dovuto a dei cambiamenti che non fanno stare sereni come una volta. Dovete cercare di mantenere la calma, soprattutto se si tratta di disagi di cui il partner non ha nessuna colpa. Non dovrebbe avere nemmeno alcuna conseguenza sul rapporto. Quindi mi raccomando, bisogna alimentare il vostro rapporto affinché nasca un qualcosa di molto importante. Se no è la fine. Sul campo lavorativo, per voi del Capricorno, quei famosi cambiamenti potrebbero invece riguardare il lavoro. Attenzione, magari delle novità che non riuscirete ancora ad accettare. Tutto ha un tempo e presto le cose andranno sicuramente meglio. E adesso il segno dell'Acquario. Per voi del segno dell'Acquario, amore, per voi questa sarà una settimana abbastanza tranquilla. L'umore sarà decisamente buono e le energie non mancheranno. Se siete impegnati in una storia d'amore potrete godervi in tutta serenità
emozioni e sentimenti insieme alla persona che avete al vostro fianco. Saranno giorni che vi faranno bene e che piaceranno pure al vostro partner, quindi insieme passerete una splendida settimana. Sul campo lavorativo invece per voi del segno dell'Acquario vi sentirete rilassati o magari avreste bisogno di qualche momento di pausa. È per questo che alcuni nati sotto questo segno avranno la necessità di staccare un po' la spina dai compiti e gli impegni di lavoro. Quindi, bene o male, per voi del segno dell'Acquario, questa sarà una settimana positiva. E infine il segno dei pesci. Pesci in amore. Questa non sarà una settimana particolarmente intrigante e soddisfacente. Se siete single e in cerca di qualcuno che vi faccia tornare a battere il cuore, difficilmente le nuove conoscenze si rileveranno di una certa importanza. Non c'è niente da fare. Pure quelle crisi nelle relazioni sentimentali di coppia non troveranno quella giusta risoluzione proprio in questi giorni. Arriveranno dei periodi migliori. Aspettate. Nel campo lavorativo per voi dei pesci, occhi aperti se state cercando una nuova esperienza lavorativa o se sul posto che già avete le cose non stanno andando come vi piacerebbe, potrebbero esserci qualche situazione un po' particolare e pericolosa o indeterminata, ma non dovete abbattervi. Le stelle vi faranno presto una gradita sorpresa. E così era la lettura dell'oroscopo da me preparato, che della settimana che va dal 28 di settembre al 4 di ottobre 2020. Allora, se avete bisogno del sottoscritto per legamenti d'amore, ritorni d'amore, i numeri li trovate nello scrollo. Sotto a questo video troverete i miei link dei miei forum, i link dei miei forum. Andate ad aprire uno dei miei forum e potete vedere tutte le recensioni delle persone che hanno avuto buoni riscontri dal sottoscritto. A tutti voi ci sentiremo per la prossima settimana, quindi a tutti vi dico che le stelle siano con voi e a risentirci. Buona settimana.